Siamo a Ponte Vigo d'Arzere, vicino al capolinea nord del tram, quindi insomma una sorta di accesso alla città. Alle mie spalle il marciapiede a un certo punto viene completamente occupato dalle auto, come vedete, poi sparisce del tutto, il marciapiede non c'è più e quindi per i residenti di Ponte Vigo d'Arzere è davvero un disastro. E questo è un dramma perché praticamente abbiamo metà strada Ponte Vigo d'Arzere senza il marciapiede. Non è garantita la sicurezza pedonale per anziani, per disabili, per bambini. È ora di finirla, è una vergogna. Nel rione di Ponte Vigo d'Arzere, ingresso nord della città, vivono 5.000 persone. Lungo la strada principale esiste il marciapiede dal lato dei negozi e degli uffici, ma dall'altro lato non c'è nulla, con le auto parcheggiate in modo selvaggio. Anche esteticamente l'impressione è negativa, così come è forte la rabbia dei cittadini. Noi non possiamo essere un'appendice fastidiosa al quartiere Arcella. Noi siamo la porta nord di Padova, va bene, siamo un quartiere che ha una sua dignità, che ha una sua storia, ecco, e chiediamo con forza che vada messo in sicurezza questo tratto di strada. Questa è una camera a gas. Una spiegazione potrebbe essere che venga tollerato il parcheggio e che non venga realizzato il marciapiede per dare una possibilità di fermarsi di fronte ai negozi e acquistare senza fare lunghi tragitti a piedi. Può darsi, ma il degrado che circonda la zona e la presenza di sterpaglie e abbandono nell'area ex idrotermici sono un brutto biglietto da visita, senza contare che a causa dell'asfalto rovinato si può anche cadere. Al posto di un marciapiede per la sicurezza pedonale c'è un letamaio pieno d'acqua. Ecco, le persone possono inciampare, possono farsi male. Ditemi se questo è uno stato di degrado che un cittadino qui che abita a Ponte Vigo d'Arzere può accettare.